Le indagini sono partite nel luglio del 2022 dopo una serie di rapine nelle sale slot e si sono concluse ora con misure cautelari per 4 persone. I colpi a segno tra Padova, Alta Padovana e Treviso. Gli arrestati, tutti italiani di origine Sinti, residenti nella Marca, tra Paese, Istrana e Vedelago. Le indagini prendono il via dopo 2 rapine a sale slot di Curtarolo e San Martino di Lupari, Alta Padovana. Pochi giorni dopo viene ritrovata dai carabinieri un'auto rubata e data alle fiamme a San Zenone degli Ezzelini. Gli accertamenti e le attività del nucleo operativo di Cittadella e delle stazioni territorialmente competenti hanno portato a individuare un sodalizio criminale dedito alle rapine. Infatti ne riusciamo a contestare altre 2 avvenute poi successivamente. Intanto vanno a segno altri 2 colpi con modalità simili nel Veronese e a Rubano. Durante le complesse indagini tecniche i carabinieri si imbattono a Verona in un'auto che fugge a tutta velocità causando incidenti e un ferito. Nel corso dell'indagine è stato anche appurato che erano dediti alla commissione di altri reati contro il patrimonio, furti su autovetture, indebito utilizzo di carte di credito, nonché dei furti di gasolio. L'attività tecnica ha permesso insomma di collezionare una serie di elementi fortemente indizianti e precisi, per cui insomma, tramite la Procura della Repubblica di Padova con il dottor Roberti siamo riusciti ad avere l'emissione di queste misure cautelari. Infine i provvedimenti della Repubblica di Padova, già in carcere per altre vicende un 35enne di Paese, agli arresti domiciliari un 44enne di Strana e un 34enne di Vedelago e obbligo di dimora per un 34enne di Vedelago. Sono tutti italiani di origini Sinti, vivono in case o roulotte nei campi nomadi e ogni rapina avrebbe fruttato di media 5-6 mila euro.